La Nuorese infila la quarta vittoria consecutiva e supera anche il Fanfulla con un rotondo 4-1 al termine di una gara sempre in mano ai verdeazzurri. Pronti via e la Nuorese già in vantaggio. Dossumete al centro dalla destra, Steri svirgola, ma Priore è pronto ad infilare sotto la traversa il pallone dell'1-0. È il gol che indirizza l'incontro sui binari preferiti dalla Nuorese, che chiude gli spazi e cerca di colpire di rimessa. Il Fanfulla invece non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. La ripresa è un monologo dell'11 di Petrone che dopo appena un minuto trova il raddoppio con Steri, lesto a ribattere in gol una respinta di Sant'Angelo su un destro da fuori area di La Tartara. Al 16° la Nuorese chiude la pratica. Troianello si invola sulla destra in area di rigore e viene atterrato dal portiere Lombardo. Lo stesso attaccante batte il penalty ma Sant'Angelo respinge. Troianello è però il più pronto a ribadire in gol. Il poker verde-azzurro arriva al 35°. Su azione di calcio d'angolo è l'argentino Prest a realizzare con un preciso diagonale di sinistro. Nel finale Nordi salva l'onore del Fanfulla, sorprendendo Pettinari con un preciso colpo di testa. Al termine dell'incontro moderata la soddisfazione del tecnico nuorese Mario Petrone.